comprendiamo, se non comprendiamo così. Si invece non abbiamo sul caucaso, perché eravamo sulla saga e hanno una via lunga. Mi pare difficile che noi siamo disposti a comprendere bene questo mondo comunque è un mondo di plurilinguismo e di multicultura. Plurilinguismo, tutto quanto noi sappiamo per la lingua, multilinguismo e multicultura vivimos comunque, io mi sarei al primo, e a me mi prende uno dei genomi, uno dei fisici, ma uno che è una genomi, sa che la sapere ma usata, ma sa sapere che è potenzia, io sono Garesa, ma una sanatoria e sto qua una santa. Sì, alleghiamo su dell'imma e del dialetto, noi non troviamo in chi possesse e abbiamo immediatamente chi possesse, eccezione, parlando dialettali di una lingua, sanità santa. A questo non è discussione, si fa grande, no? A questo forse non fa intendere un fatto così importante, se questo è un dialetto, scusate, è una lingua neolatina. Forse si fa così importante, che è una attesa plus intrea e plus sinizzante la saliva madre, la spartina appunto, e soprattutto mascamente la saliva che è in Italia sa più consistente la saliva del milione e che milione di persone. E questo non è nulla, a noi si può fare tutti i pezzi. E infatti, che deve a considerare che Carlo Solega di questa questione, Carlo Solega in questo momento, questo non è l'argomento che si è stata la principale preoccupazione delle sue. Non è stata la preoccupazione questa classe politica sana, forse scappa non si sta mai su mezzo, o forse scappa che le politiche non si arrivano su mezzo, non li discutiamo. A fare politica arriva a un pochino eletto, che un pochino così. Però non è ovvio che questa sia la sospensione che storicamente è andata, perché nessuno riferimento a per una giunta, né destra né sinistra né solo né altro. E si sta una questione, questa trascurata sì, no, noi non dobbiamo salutare a salette di licenze, si parete appunto di una ventina di insomma. E a questa legge nazionale, questo è un discorso, questa è una legge nazionale che però deve anche sopprendere su 1000 e non diventano parole. Come salette regionali, salette di licenze, funziona così. Se si scolza, fate le cose che lo so. E noi siamo abituati a questa cosa. Poi un finanziamento delle licenze si scorda per fare un conflitto. Se l'idea lo spento sopra il percorso in realtà funziona diversamente perché prevede due binari. Uno funziona così, non dà tanto soldo, ma proprio battolo, eseguito. Andavo su 2 zero brillo, un po' più di 500 euro, su 1000 euro, mi dà fastidio che si spiegare Friuli Venezia Giulia e chi magari non si zona dobbiamo difendere sul mondo delle proprietà, se una parte però di sensibilità e non sempre su finanza più progetto, ma tornare fatto sotto, abbiamo parlato cosa abbiamo dato, cosa ti abbiamo, 3.000 euro, non so, 5.000 3.000 combattuti e vi assicuro combattuti perché io quando torno da Roma devo usare una settimana perché ci dico a Roma, perché sono pochi e perché, devo dirlo, ci sono regioni che progettano meno di noi. Friuli Venezia Giulia per esempio è una regione le cui scuole progettano meglio di noi, fanno le reti, scrivono cose insomma più concrete, noi a volte dedichiamo progetti di azioni non definite. Un altro difetto è che magari ci fermiamo alle rapporti di filastrocche e ai campi dietro parallelo e che invece sarebbe molto più valido nel senso di far finanziare il progetto, per esempio dire col metodo CLIL se ha una cosa geografia possa avere acqua geografia, acqua storia oppure acqua musica per esempio o acqua per educazione fisica, però usare va un insegnante che una materia si impegna davanti a questo. Quindi questa metodologia CLIL è proprio a imparare questa lingua puoi imparare e non aggiungere un insegnamento, aggiungere un'altra materia, perché se noi andiamo a aggiungere un'altra materia poi succede lì che non funziona nell'apprendimento,
pensare che verrà con questa possibilità, tu hai le stesse cose, tu hai le stesse prese, tu rispondere, e però devi scolastico. Pare che Saliba in scuola non si impara così semplicemente. Saliba si impara imperandola e imperandola può anche qualche cosa, può studiare qualche cosa, può comprendere, avere dimanda, dare risposta, imitare, imparare materiale. La si impara per rivenderla. Dunque, se noi si limitando su Saliba Santa a una commedia, per esempio, non è sufficiente a fare una comunicazione attiva e avere proprio una risposta per comunicazione che impegna per il sospizzino. Adesso il mio insegnante, ma sospizzino, sono impegnoso. E quindi se la questione questo poco, fate una legge, fate una scuola e vedi a temperare le aziende, chi si spende la gente chiede, solo quando si sa, si deve rispettare chi in scuola si rispetta essenze. Potete essere curiosi, non siamo preparados, non siamo preparados a un insegnamento che sta in basata come descrive. Però se non siamo preparados, dovremmo preparare zero che è dove gusta. E mi pare comunque no, nessun problema di vedere questa crisi. Per insegnare la matematica, che era imparare il mezzo. Per la matematica di scuola, che era ad insegnare il mezzo, ad imparare il mezzo. Quindi, se stiamo sapendo, sono sparagone, sechine, l'elevazione del servizio internazionale o in classe nazionale, noi se noi non pensiamo bene, noi sì, abbiamo un problema, noi siamo in oxedizia sull'ultimo che sta per la Turchia e per i campati delle elevazioni in classi siamo sull'ultimo ma è non è possibile che nessuno sia marino sul dubbio che in una situazione di multilinguismo a questa della lingua la parte come una chiave del curriculum e che lì era la difficoltà anche perché per capire i problemi bisogna sapere bene la lingua logica, bisogna usare bene la logica perché è una logica linguistica. Poi è una logica matematica, ma dunque il problema dell'apprendimento non è staccato dall'insegnamento linguistico. La scuola oggi deve porsi questo problema, il problema dell'insuccesso a livello nazionale dei nostri studenti, che questa cosa funziona, il successo funziona per tutti, funziona dalle seconde elementari di infanzia fino al medio della superiore, monitorato appunto con Oxford. Noi abbiamo problemi seri. Bisogna dire che anche per entrare all'Accademia Nazionale, se partecipano 100 ragazzi, uno per entrare. Questo militari. E poi, quando abbiamo gli ingressi dei nostri studenti all'università in determinate facoltà, i nostri studenti hanno difficoltà notevoli e corsi di recupero per la lingua italiana all'università sono frequenti anche nelle università sarde. Gli studenti che arrivano all'università devono fare corsi di rinforzo linguistico e questo va di cosa da madre. Dunque, non si pone una questione né di identità sarda, né del folklore, né delle relazioni col territorio, appunto. Questo è un problema dell'amministrazione, secondo me, anche delle amministrazioni